Che stagione sarà? Che cambiamenti avete fatto? Allora, per quanto riguarda il roster, abbiamo 8 nuovi arrivi, 8 nuovi atleti rispetto alla stagione precedente e è una squadra completamente diversa rispetto a quella dell'anno scorso, una squadra molto più giovane, è una squadra di prospettiva e quindi noi diciamo che sappiamo benissimo che non partiamo tra le top 7 del campionato, cioè quelle squadre che potranno magari ambire già sulla carta ai playoff, però noi pensiamo di poter fare una stagione importante e anche un po' nella tradizione della nostra società. Un campionato impegnativo in una città fondamentalmente piccola. Quanto valore aggiunto è la città di Portoviro per questa pallavolo? La città di Portoviro è sicuramente molto importante per quanto riguarda la nostra società. Noi rappresentiamo Portoviro in tutta Italia perché il campionato di Serie A2 è un girone unico che si estende da nord, da tante squadre del nord Italia fino a giocare a Reggio Calabria, a Catania, e quindi è sicuramente un campionato molto impegnativo, un livello che si è notevolmente alzato si è alzato e si alzerà anche nella prossima stagione, perché ci sono alcune squadre che si sono rinforzate con giocatori che sono scesi dalla Superlega. Per noi pensiamo di poter dire la nostra in questa stagione, che sarà sicuramente difficile ma si risolverà delle buone soddisfazioni. Secondo anno come allenatore di questa compagine, cosa si aspetta da quest'anno, anche perché avete cambiato buona parte degli atleti? Sì, è stato facile insomma, rimanere a Delta Volley perché è una società seria dove si lavora bene, dove c'è entusiasmo e voglia di fare sempre dei piccoli step in avanti, quindi ci aspettiamo di fare degli step in avanti dal punto di vista del lavoro. La squadra è giovane, magari ha meno esperienza rispetto a quella dell'anno scorso, però appunto l'obiettivo quindi è di lavorare ancora con più entusiasmo, con ancora più passione e provare a giocare la miglior pallavolo possibile, che alla fine a pallavolo gioca vince chi gioca meglio. Ecco, abbiamo parlato prima in un'altra intervista del valore aggiunto della città di Portoviro. E il valore aggiunto della dirigenza? Ma sì, qui appunto se si sta bene è perché c'è una dirigenza dietro che ci mette nella condizione di poter lavorare sempre bene, ci sono sempre vicini, c'è passione e voglia di stare bene insieme, che sono due fattori che fanno sempre, cioè che spesso e quasi sempre fanno la differenza, quindi ecco, insomma, da questo punto di vista c'è tanta alchimia con i dirigenti, c'è tanta unità di intenti e insomma cercheremo di far andare bene le cose.